comincia col primo dibattito sul tema potere. Lo abbiamo intitolato Metamorfosi dei poteri. Si confronteranno qui Maria Rosaria Ferrarese, che è una sociologa del diritto e giurista e studia le istituzioni in rapporto all'economia e alla loro trasformazione al tempo della globalizzazione. Io devo ringraziarla qui pubblicamente, gliel'ho già detto, ma vorrei farlo pubblicamente per il suo prezioso libretto intitolato Poteri nuovi, edito dal Mulino, che ci ha molto guidato nella costruzione di questo programma e capirete perché dalle sue parole. Poi abbiamo in collegamento Gaël Giraud, che è uno specialista in economia e matematica, che ad un certo punto ha lavorato per delle banche straniere, delle banche internazionali, ma ad un certo punto si è fatto gesuita e adesso, in questo momento, si occupa moltissimo della crisi ambientale. Fa proprio una battaglia per questo, tant'è vero che adesso che insegna da qualche mese alla Georgetown University di Washington, ha fondato e dirige il programma per la giustizia ambientale. La sua ultima pubblicazione, intitolata La rivoluzione dolce della transizione ecologica, come costruire un futuro possibile. Qualcuno ha detto che lui è stato il consulente del Papa, lo dico solo a voi, non ditelo a nessuno, ma adesso lo chiederemo a lui, il consulente del Papa quando si è trattato di scrivere la Laudato Si. Vedremo se ce lo conferma. Poi abbiamo Giovanni Leghissa, che voi tutti conoscete, fa parte del nostro comitato scientifico, insegna filosofia all'Università di Torino, è redattore di Out Out e dirige la rivista online Philosophy Kitchen. A moderare questo dibattito è il presidente del nostro comitato scientifico, Nicola Gasbarro, che è un antropologo e che anch'io voglio ringraziare di cuore per il suo lavoro, per la sua assistenza, per la sua continua presenza nelle nostre riflessioni e nelle nostre decisioni nel costruire il programma. Grazie per essere qui e buon ascolto. Benvenute e benvenuti. Bando alle ciance, cominciamo subito. Io credo che non c'è introduzione migliore al festival in generale, alla serata di questa sera in particolare, di quello che ci può dire Maria Rosaria Ferrarese, a partire dal suo ultimo libro, che non solo ci ha dato gli spunti, ma ci ha dato anche il titolo, Metamorfosi del potere. Allora direi subito, poi ci puoi spiegare che cos'è la metamorfosi del potere? Innanzitutto vorrei ringraziare per questo invito, sono molto felice di essere qua. Un convegno dal titolo così non solo suggestivo ma anche potente, perché vicino e lontano possono non essere in opposizione ma invece richiamarsi l'un l'altro e farci capire come il lontano può essere vicino e viceversa. E quindi questa è un'occasione speciale per presentare anche, diciamo, quello che è il frutto di questo mio ultimo lavoro, cioè le mie idee sul potere. Com'è che si è trasformato il potere? Qui intendo soprattutto il potere, quello che chiamiamo solitamente politico negli ultimi decenni, diciamo durante il lungo percorso della globalizzazione, lungo ma non lunghissimo, perché parliamo di un processo che parte dagli anni 80 e soprattutto dagli anni 90 e giunge fino a noi, anche se oggi noi parliamo di deglobalizzazione, anche voi vedrete qualche sessione dedicata a questo tema. Com'è che si trasforma il potere? Quindi quel potere pubblico, diciamo, che solitamente vedevamo insediato nelle sedi statali, si trasforma attraverso due tendenze principali che si possono definire, una di internazionalizzazione e un'altra di privatizzazione. Il potere da una parte si internazionalizza,
Mentre gli stati avevano una postura prevalentemente casalinga, come dico nel libro, cioè si atteggiavano, erano rivolti prevalentemente verso il proprio interno, verso le proprie tematiche, verso le proprie popolazioni, verso il proprio territorio. D'altra parte questo sono gli stati, no? Però a un certo punto, diciamo, comincia anche a seguito di una grave crisi economica che aveva, diciamo, percorso dagli anni 70 agli anni 80 un po' le finanze degli stati, anche per questa ragione ci si rivolge verso un diverso atteggiamento di apertura a nuovi commerci, a nuovi spazi industriali, e quindi quei muri che prima sembravano invalicabili diventano improvvisamente invece molto aperti, valicabili, eccetera, e si apre un nuovo processo del tutto differente. Dall'altra parte invece si verifica anche un possente processo di privatizzazione del potere, che ha luogo grazie al fatto che c'è uno spazio che è come una grande prateria ancora poco frequentata dalle istituzioni, cioè lo spazio globale. Gli stati avevano tutti il proprio territorio, i propri confini, ma non spaziavano. Certo, c'era il diritto internazionale, ma il diritto internazionale era gestito unicamente dagli stati e per gli stati, non contemplava, diciamo, altri attori, e invece c'erano forti interessi anche economici e finanziari che premevano per un'apertura di nuovi spazi per le proprie azioni, e che quindi vedevano in questa apertura degli spazi nuove possibilità, e in nome di queste nuove possibilità facevano grandi promesse. Il mio penultimo libro si chiama proprio Promesse mancate, per indicare proprio questo percorso, diciamo, di un capitalismo finanziario che molto prometteva, ma ha realizzato, diciamo, promesse solo a favore di alcuni e non a favore di tutti. Quindi da questo punto di vista la privatizzazione del potere ha rappresentato una presa di spazi e di decisioni politiche da parte di soggetti che riempivano uno spazio che era vuoto, che però condizionavano enormemente, diciamo, anche le modalità di quelle decisioni, perché erano decisioni che potevano, diciamo, calibrare adeguatamente ai propri interessi, che potevano, come dire, mettere in discussione più o meno in maniera grave gli interessi di natura generale, gli interessi collettivi, in un'epoca nella quale, diciamo, la nozione di interesse generale, collettivo, eccetera, tendeva a essere oscurato. E quindi da tutto questo discende in qualche modo, diciamo, una presa di potere di gruppi che sono gruppi finanziari, che sono gruppi industriali, che non sono soltanto di potere politico, ci sono anche espressioni, diciamo, nuove di gruppi che esprimono anche istanze di natura politica o di natura giuridica, per esempio il movimento dei diritti umani, che certo, come dire, può vantare in successi molto più limitati, ma comunque anche questo, diciamo, è stata una nuova presenza sullo scenario globale. Quindi, diciamo, lo scenario globale si affollava di nuovi soggetti che erano soggetti appunto dotati di poteri, che però non erano quelli tradizionali. Certo, in parte c'era un travaso di poteri che una volta erano prerogativa degli stati e che ora passavano in nuove mani, ma in parte erano anche poteri nuovi, perché, come per esempio la tecnica apriva, gli sviluppi tecnologici aprivano nuovi spazi, nuove praterie, per così dire, in cui poter scorazzare, esercitare nuove decisioni e fare nuovi programmi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, Poteri Nuovi allude a tutta questa trasformazione che incide profondamente sull'identità del potere e lo rende molto diverso da quello che era tradizionalmente. Grazie. Giovanni, ma anche gli stati sono cambiati. Si parla oggi della fine degli stati nazionali, degli stati imperi, o come li chiama Habermas, gli stati post-nazionali. Insomma, c'è una metamorfosi anche, come dire, dei soggetti politici in senso stretto? Ma non direi proprio. Gli stati continuano a essere, come dire, i decisori ultimi.
quelli che insomma, non solo nei momenti eccezionali nei quali si devono prendere decisioni di fronte a decisioni particolari, di fronte a situazioni di emergenza, ma in generale anche nella nostra vita ordinaria, e sempre in riferimento a, chiamiamole entità statuali, che noi facciamo riferimento quando ne va della nostra vita, molto banalmente, no? Dentro i confini di uno Stato, delle entità statuali prendono le decisioni vincolanti per tutti quelli che stanno dentro questi confini. Parlo di entità statuali e non di Stato, perché se dico Stato si pensa subito a una cosa un po' monolitica, no? Ma insomma un filosofo importante che ci ha aiutato a riflettere su queste cose, Foucault, parla di governamentalizzazione dello Stato, per indicare il fatto appunto che lo Stato è un assemblaggio, un insieme, una rete anzi, e se dico rete dico qualcosa che insomma ci allontana dall'immagine di una gerarchia, no? Una rete, un assemblaggio di enti che governano, la scuola. È all'interno dei confini dello Stato che si decide che programmi scolastici verranno insegnati. I programmi scolastici d'Italia non sono quelli della Francia, non sono quelli della Germania, non sono quelli dell'Inghilterra, eccetera. La sanità bene o male, anche se fosse tutta privatizzata, come negli Stati Uniti, comunque deve tener conto di quelle che sono indicazioni che provengono da enti statuali. Alcune cure si somministrano, altre no? I guaritori non li trovi in ospedale, almeno da queste parti, magari in altre Quello realtà. che Giuliano Amato chiama il ritorno dello Ecco. Stato. Ma potremmo continuare, la lista è lunga, dalle multe. Pensate al sistema della tassazione. Chi decide come si distribuiscono i denari pubblici? Chi decide in base a quali criteri di giustizia, di eguaglianza eventualmente, oppure no, di diseguaglianza, se si è orientati più a destra, no? Si stabilisce una politica fiscale, no? Flat tax, tassazione progressiva, sono decisioni politiche. Il problema è che quando noi diciamo politica dobbiamo pensare appunto a un insieme, un reticolo di realtà che si combinano variamente fra di loro, che possono essere anche tutte private. Possiamo anche immaginare un Parlamento gestito da un'azienda, non so, che si occupa di prese di decisione collettive. Sloterdijk fa questo esempio paradossale, no? Ma neanche tanto, si può arrivare a questo. Tutto può essere privatizzato, ma che ci sia un confine, che all'interno di quel confine ci siano delle risorse che vanno gestite in qualche modo centralmente, questo esiste ancora. Faccio un esempio banalissimo per essere ancora più concreto, anche se mi rendo conto che sono nella posizione di chi si trova come in quel racconto di Poe sulla lettera rubata. La lettera rubata tutti la cercano, ma è lì davanti a tutti. Sto parlando di cose banalissime. Quando dico lo Stato sto parlando proprio delle nostre vite quotidiane, delle realtà istituzionali, ripeto, non solo pubbliche, ma anche private, con le quali ci incontriamo. Ma ripeto, la cosa più semplice da fare per capire cosa sta dentro il confine ci viene data dai report dei servizi segreti. Se voi andate al Ministero, sul sito del Ministero della Difesa, ogni anno trovate 20-30 pagine, quante sono, in cui i servizi dicono qual è lo stato dell'Italia o degli altri paesi, perché ogni paese poi ha i suoi servizi segreti ovviamente, e ti dicono cosa c'è di importante da sapere sulla nostra vita collettiva. Con cosa cominciano? Con le acquisizioni. Con i merger, come si dice in economia, no? Con le acquisizioni da parte di altre aziende e di aziende italiane. Perché le aziende sono parte dello Stato, sono beni pubblici in questo senso, dei quali ne va del nostro benessere. Se l'ENI non dovesse più essere un'azienda italiana, sarebbe consigliabile fare le valigie e lasciare l'Italia immediatamente. L'ENI è uno dei pilastri su cui si regge quello Stato che chiamiamo Italia. La nostra politica estera la fa l'ENI, per fortuna, perché la fa piuttosto bene a quanto pare. Non ci manca il gas, no? Mi pare. Ecco. Solo quello che bisogna capire è che gli Stati stanno dentro quell'arena globale, non da oggi, ma da quando esistono, cioè da 5.000 anni a questa parte. Lo Stato non è un prodotto tardivo della nostra storia evolutiva. Ur e Uruk, no? Nella mezzaluna fertile datano da quell'epoca lì, da allora si configurano quelle realtà che chiamiamo stati. Prima c'erano anche delle città, perché diventiamo sedentari da parecchio, ma gli stati sono una cosa particolare. Ecco, gli stati stanno nell'arena globale all'interno di rapporti di potere. In questo senso non c'è una politica interna,
Togliamocelo dalla testa. Gli Stati sì, fanno finta di avere politica interna, ma in realtà esiste solo la politica estera, di fatto. In che senso? Nel senso che uno Stato può fare al proprio interno quello che può fare in base ai rapporti di potere che intrattiene con gli altri Stati. Se uno Stato si trova a essere colonia di altri, come il caso di tutti i paesi europei, dovrai fare quello che ti viene detto dall'impero del quale sei parte. No, per fortuna noi siamo dentro un impero che è gestito da una potenza democratica, la più grande democrazia del mondo, dopo l'India per la verità, nel senso di numero di cittadini, ma insomma siamo ben contenti di far parte dell'impero americano, ma sempre colonia siamo, non abbiamo una politica autonoma da questo punto di vista. In certi ambiti sì, non so, il lockdown qua lo si è fatto in altri paesi, altre colonie americane no, il Green Pass per andare a lavorare lo si è avuto in Italia, in altri paesi europei no. Questi margini di manovra però secondari, sulle questioni essenziali ogni Stato fa quello che può fare in base alle risorse di cui dispone, risorse che gli permetteranno di avere una capacità di proiezione di un certo tipo, se può farlo però. Se non può farlo, subirà, si troverà dentro la sfera di influenza di altre realtà statuali. Questo è un po' il problema, secondo me. Quindi se diciamo potere, dobbiamo immaginarci sempre il potere degli Stati come quel potere che decide in ultima istanza. Sopra gli Stati ci sono altri Stati. Ora, in questa fase storica abbiamo in cima a questa gerarchia uno Stato che governa da solo, gli Stati Uniti, ma si avvicina alla fase del declino, lo sanno i cinesi che si stanno preparando a prendere il loro posto, avverrà non domani, ma avverrà prima o dopo. Tecnicamente non dimentichiamoci che il declino americano è iniziato da dal 15 agosto del 71 per la precisione, data simbolica che si prende, no? In questo caso da quando finisce la convertibilità oro-dollaro e Nixon decide che insomma il dollaro va avanti da solo, diventa la moneta con la quale noi facciamo tutti gli scambi e questo garantisce agli americani una posizione egemonica in campo economico pari a quella che hanno in campo militare, ma d'altra parte per finanziare quel budget militare che hanno devono poter disporre di una moneta fiat, come si dice, no? Soldi che stampi a seconda dei bisogni, no? Senza dover rendere conto a nessuno. Questo però per dire che al di là della gerarchia che c'è tra gli Stati, ciascuno Stato alla fin fine al proprio interno sarà il referente ultimo in termini di potere per quel che riguarda le nostre vite. Grazie. Professor Giraud, innanzitutto benvenuto a Vicino Lontano. Io volevo avviare il discorso con lei sul rapporto tra i poteri e l'etica. Abbiamo un Papa che condanna molto i poteri, dalla finanza agli stati guerrafondai o invasori, che dir si voglia. Ma a me non interessa tanto stare a distinguere tra buoni e cattivi, interessa un discorso di etica generale, per cui partirei da una riflessione teologica proposta da Hans Kung quando ci propone l'idea di un'etica mondiale. Allora, ci sono dei poteri che si oppongono a questo progetto e evidentemente allora questi sono poteri che a mio avviso sono, come dire, da un punto di vista cristiano probabilmente commettono delle colpe gravi, sono moralmente inaccettabili. Da un punto di vista civile diciamo che sono poco civili. Io li chiamo selvaggi per comodità, ma insomma ci intendiamo. Secondo lei quali sono i poteri veri che impediscono questo processo? Sì, grazie per la domanda, grazie per l'invitazione e mi dispiace per il mio italiano molto cattivo, sono francese. Va benissimo. E sono completamente d'accordo con Maria Rosaria Ferrarese. La privatizzazione del mondo è il nostro pericolo più grande, secondo me. Però, al stesso tempo, l'assorbimento delle nostre vite da parte di una sfera pubblica non democratica, come nella Cina, come nella Francia oggi, non è più attraente, mi sembra. Allora dobbiamo inventare una terza via e per farlo credo che sia urgente di rilanciare una etica trasversale, universale, perché diciamo il mondo di oggi non ha nulla da fare con quello che abbiamo costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le Nazioni Unite sono rimaste in silenzio totale durante la pandemia e non hanno nulla da dire su quanto sta accadendo in Ucraina oggi.
e secondo me la terza guerra mondiale è già iniziata in Ucraina, una guerra mondiale a pezzi, come dice il Papa Francesco. E allo stesso tempo era già iniziata una nuova zoonosi, una nuova pandemia mondiale. Per ora sta decimando decine di migliaia di uccelli, ma è possibile che il virus muti e si trasmetta all'uomo nei prossimi mesi. E nel frattempo sappiamo anche che, per esempio, 2 persone su 5 non avranno accesso all'acqua potabile entro il 2030, e il 2030 è domani. Allora mi sembra che non abbiamo bisogno di una morale, diciamo, arrogante che ancora una volta legittimi il potere di uomini bianchi, urbani, occidentali, ricchi o istruiti. Sono le donne, secondo me, e le donne, i più poveri, gli indigeni, i non occidentali, che inviteranno a trovare soluzioni ai problemi che noi abbiamo creato. Allora mi sembra che dobbiamo ascoltarli anziché fare loro la morale. Questo è esattamente ciò che raccomanda la regola d'oro del Vangelo di Matteo e di Luca. Qualsiasi cosa tu voglia che gli altri facciano per te, falla per loro. E il teologo svizzero Hans Küng definisce la regola d'oro giustamente come un'invariante antropologica. Insieme al divieto di incesto, questa regola è l'unica legge umana universale conosciuta da tutti noi. E il filosofo francese Paul Ricoeur ha suggerito che queste regole sia all'origine dell'imperativo categorico di Immanuel Kant, il famoso filosofo tedesco. In altre parole, la regola d'oro potrebbe essere alla base della filosofia morale più esigente. Però c'è anche un teologo franco-tedesco, il padre Christoph Theobald, un gesuita, che ha anche dimostrato che questa regola, la regola d'oro, è una grande sfida spirituale. Ci invita a sperimentare il mettersi al posto degli altri senza lasciare il proprio posto. E Theobald ritiene che questo sia un autentico atteggiamento messianico. Secondo me, senza di essa regola, sia implicita, non c'è nessun dialogo possibile. Non c'è un dialogo dentro del Parlamento, non c'è un dialogo tra, diciamo, il governo e la società civile, come in Francia oggi, non c'è un dialogo tra la società civile e le imprese, come lo abbiamo detto anche. E allora mi sembra che, per esempio, se accettassimo oggi, per un momento, di prendere il posto degli ucraini, dei russi, che muoiono a migliaia sulle rovine dell'Ucraina oggi, fermeremmo immediatamente questa guerra insensata. E un altro esempio, se accettassimo di prendere il posto dei nostri figli, smetteremmo di produrre gas e di inquinare l'atmosfera con i nostri combustibili fossili. Se gli uomini avessero accettato di prendere il posto delle donne, mi sembra che la vita delle donne sarebbe ovviamente completamente differente oggi. Allora la sua domanda è: cosa resiste? Secondo me, primo, credo, lo che resiste è l'uomo di Vitruvio di Leonardo da Vinci. Sai, l'uomo, questo maschio bianco, solo, in assoluta solitudine metafisica, di fronte al mondo, armato di geometria e di tecnologia. Non ci sono donne, non ci sono bambini, indigeni, non ci sono natura in questo bellissimo disegno. Allora, d'altra parte, questo disegno, mi sembra, è una definizione implicita del potere violento. È il potere dell'uomo sulla donna, degli adulti sui bambini, degli occidentali sugli altri, degli umani sugli animali anche. E non credo che potremmo affrontare le sfide del nostro tempo se nessuno di noi riuscirà ad uscire da questa antropologia maschilista, diciamo razzista e spessista. La interrompo un attimo per chiarire una questione. Sì, la domanda è quali sono le istituzioni che oggi detengono un formidabile potere
e che ci impediscono di fare concretamente l'esperienza della regola d'oro. Secondo me sono le banche. E io ho mostrato in un rapporto in 2021 che le prime 11 banche della zona euro hanno in media il 95% del loro patrimonio, del loro equity, in inglese, fondo proprio, sotto forma di attiva finanziaria legate ai combustibili fossili. Allora le banche sanno perfettamente che questi attivi finanziari saranno completamente inutili il giorno in cui noi decideremo di bandire i combustibili fossili dalle nostre vite. E allora come conseguenza le banche sanno perfettamente che la transizione energetica li porterà al fallimento. E ecco perché vi si oppongono con l'energia della disperazione contro la transizione ecologica, mentre fanno al stesso tempo un greenwashing, un lavaggio verde. E poiché tutti noi abbiamo bisogno delle banche, io, lo Stato, le imprese, i comuni, eccetera, eccetera, nessuno può davvero andare avanti dalla parte della transizione energetica finché le banche faranno finta. E mi sembra che questo potere delle banche si tratta di un potere occulto, potentissimo, che ci impedisce di realizzare le riforme istituzionali e per la transizione ecologica e che la regola d'oro rende possibile attualmente. Senta, subito una provocazione a questo proposito. Ci sono dei poteri bancari che pretendono di fare il lavoro di Dio. Anzi, lo dicono, no? Noi facciamo il lavoro di Dio. Si tratta di arroganza solamente il fatto di credersi Dio? Si tratta di essere blasfemi, cioè attribuire il proprio lavoro sporco, come lo richiama lei, a Dio? Eppure ci sono molti cristiani che appoggiano questi poteri, penso ai cattolici tradizionalisti, non solo americani per la verità, penso a molte chiese protestanti che vanno dal Brasile agli Stati Uniti e penso anche a molti ben pensanti italiani compresi che rimproverano al Papa di pensare troppo all'orizzontale e proprio poco al verticale, che vorrebbero insegnare al Papa come si fa il Papa. Insomma, c'è ancora molto da fare anche all'interno della Chiesa, mi pare di capire. Oppure c'è ancora molto da fare all'interno della Chiesa, oppure sto Papa è veramente l'unico potente di sinistra che c'è al mondo? Sì, grazie per la domanda. E l'uomo che aveva detto che lui stava facendo il lavoro di Dio è Lloyd Blankfein, quando lui era il CEO Che era della banchiere, Goldman Sachs. no? Sì, il banchiere di Nuova York, no? Di Goldman Sachs. Allora mi sembra che lo che Papa Francesco sta cercando di fare ora è invitare la Chiesa cattolica e con la Chiesa tutta la società a riscoprire, mi sembra, il senso della sinodalità. La sinodalità significa in greco, synodos, fare un cammino insieme. Concretamente questo significa, secondo me, riprendere il lavoro iniziato sulla la strada ai due discepoli di Emmaus, interpretano i segni dei tempi, per esempio la crisi ecologica, alla luce delle scritture, e interpretano le scritture alla luce dei segni dei tempi. Peccato che lui non è tutta la Chiesa, però. È vero. Allora c'è una resistenza perché mi sembra che la conseguenza della riforma della sinodalità è chiudere il capitolo della riforma gregoriana del secolo XI. Perché con la riforma gregoriana del secolo XI e Gregorio VII, non so come, settesimo, non lo so come si dice, ha creato per la prima volta il primo Stato europeo moderno, la Chiesa, il primo diritto internazionale, il diritto canonico, e diciamo la prima burocrazia internazionale, il clero, la prima lingua del potere internazionale, il latino. E questa Chiesa gerarchica, dove il Papa è un monarca assoluto di diritto divino, non è molto sinodale. Allora, naturalmente, chi è affascinato dal potere violento o, diciamo semplicemente, chi ha paura del cambiamento, non vuole abbandonare questa figura della Chiesa.
e non vuole abbandonare la figura della società europea dopo della riforma gregoriana, una società basata sul Stato antidemocratico. E quindi che hanno paura chiedono più, diciamo, trascendenza. Sono esattamente come i farisei che chiedevano a Cristo di produrre un segno della sua divinità, no? Ci dimostri che sei veramente Dio, ma Cristo ha rispostato, no? Non ci sarà altro segno che quello di Jonas, no? Cioè la fragile umanità di un povero uomo morto in croce e risuscitato il terzo giorno. E mi sembra che è con questo che Francesco ci invita a rompere oggi. E lui non vuole rompere lo stesso con questo capitolo della nostra storia, della storia della nostra Chiesa, però vuole che lo facciamo noi. E questo richiede, mi sembra, un discernimento collettivo simile a quello dei pellegrini di Emmaus sulla strada. Come concretamente la Chiesa può raccogliere la sfida della mancanza d'acqua, della fame del mondo, della terza guerra mondiale che è già iniziata, eccetera, eccetera. E per compiere questo discernimento collettivo dobbiamo mettere in pratica, mi sembra, la regola d'oro di cui abbiamo parlato prima. Questo probabilmente è la sfida etica, spirituale e politica della sinodalità e della nostra società oggi. Grazie. Anche la Chiesa ha i suoi banchieri, insomma. Sì. Giovanni, abbiamo trascurato finora, almeno io non ne ho sentito parlare, la biopolitica. Che poteri nasconde la biopolitica? Ma insomma abbiamo nominato prima Foucault e nello stesso corso al Collège de France in cui dedicato proprio allo Stato, in cui parla di governamentalità, lì introduce anche la nozione di biopolitica che oggi va abbastanza di moda e serve un po' a definire il modo come dire, microsociologico direi, no? In cui i vari luoghi di potere agiscono sulle nostre vite. Il potere agisce sempre sulla vita delle persone, che sia il potere di un'impresa, di un'azienda, di una scuola, di un dipartimento, eccetera, di una chiesa, di una setta, di una loggia massonica, di un clan mafioso. C'è un'organizzazione strutturata gerarchicamente, c'è qualcuno che comanda, qualcuno che non comanda, che subisce il potere, aderendovi, potendo uscire dall'organizzazione quando si può farlo. Non sempre si ha l'opzione exit, come si dice con termine tecnico, no? Se non ti va bene il lavoro lo cambi. Non sempre si può farlo, a volte ti tocca tenere il lavoro che hai e quello è, perché devi pagare il mutuo, la luce, acqua e gas, eccetera, no? Più spesso le persone dimostrano una qualche lealtà, loyalty, che non vuol dire che aderisci entusiasticamente a quello che ti viene detto di fare, semplicemente non protesti. In altri casi si dà voce alla protesta, anche qui si può farlo, ci sono delle regole che permettono in ogni organizzazione, in ogni Stato, in ogni famiglia, in ogni dipartimento, in ogni organizzazione, ripeto, ci sono delle regole che eventualmente prevedono che si dia voce alla protesta. In alcuni casi non si può protestare proprio, vieni insomma rinchiuso in galera, vieni fatto fuori, eliminato, torturato, si dà anche questa possibilità qua, no? Ecco, però questo per dire che il potere di qualunque tipo sia, qualunque sia l'istituzione che lo sorregge, che lo sostiene, che lo incarna, anche la Chiesa, che appunto da questo punto di vista qua è un'organizzazione tra le altre e che forse dura da 2000 anni perché non è democratica. Le democrazie sono molto fragili come strutture organizzative, infatti lo vediamo drammaticamente attorno a noi. E tutte le organizzazioni, chi comanda si rivolge alla vita di chi deve poi fare delle cose. L'opzione non essere governati ai noi o essere governati poco non è presente. Era presente per una lunghissima fase della nostra storia evolutiva, infatti gli antropologi parlano di reverse hierarchy, gerarchia inversa o rovesciata, per definire il modo in cui si gestiva il potere
in quei gruppi piccolissimi di 60-80 persone che eravamo noi per 180.000 anni nella nostra storia, durante il Paleolitico, prima della svolta neolitica, della sedentarizzazione, dell'allevamento, della coltivazione, eccetera. Prima ci si metteva d'accordo, non c'era bisogno di un capo, sarebbe stato assurdo avere un capo. Essendo in pochi, essendo possibili i rapporti faccia a faccia, avendo sviluppato quella intelligenza machiavelliana che ti permette di capire quando l'altro ti inganna, quando puoi fidarti, eccetera, ci si metteva d'accordo. Dopo no. Da quando c'è lo Stato, da quando le organizzazioni si fanno più complesse, e questa è la nostra realtà ancora oggi dal punto di vista antropologico, ecco che il sogno che aveva Spinoza di vivere in una società in cui nessuno obbedisce ad un altro in maniera arbitraria, da dove l'accento va sulla maniera arbitraria. Ecco, questo sogno, che però della tradizione repubblicana, no? Più che liberale, ecco, purtroppo resta un sogno. Noi viviamo in contesti, anche nei nostri paesi democratici, in cui il potere si esercita anche in maniera arbitraria. Ma appunto questo è il senso della biopolitica. Il potere deve poter, perché se non sarebbe tale, deve poter agire sulle vite, che non vuol dire costringere le persone a fare questo o quello, significa istituire, come dire, architetture di scelta, significa strutturare la possibilità che tu faccia questo o quest'altro, no? Con una spinta gentile, nudge si dice in inglese, in modo tale che tu venga indirizzato da questa parte o da quest'altra, no? Chiaramente in un contesto democratico la spinta gentile è abbastanza invisibile e i margini di manovra sono forse più ampi, tuttavia sempre di spinte si tratta. Non esiste un collettivo organizzato che non comporti l'azione di qualcuno, di qualche realtà istituzionale, se non altro della legge, no? Rispetto a dei comportamenti che devono appunto venire instradati, che devono venire incanalati in un certo modo. Certo, l'ideale sarebbe appunto spinozianamente vivere sotto il governo di leggi giuste, ma a questo si sta pian pianino arrivando, ahimè anche con le guerre, perché le guerre purtroppo sono necessarie. Per quanto il povero Putin sia caduto in trappola, la guerra l'ha fatta lui, perché è stata una trappola quella che gli hanno teso, questo lo si sa studiando un po' queste faccende, però la guerra l'ha fatta lui ed è lui dalla parte del torto, ed è anche uno che non ci sta simpatico, perché in Russia, come dire, se dici che sei contro la guerra, come minimo perdi il posto il giorno dopo e poi non si sa che fine fai. Quindi è chiaro che non proviamo simpatia per il nostro nemico, ma non solo questo, c'è di mezzo qui l'idea che non è ancora la terza guerra mondiale questa, ma casomai dovesse scoppiare, sarà comunque una guerra nella quale noi dovremo essere chiamati a lottare per dei valori. No? Lo diceva Prodi nel periodo in cui è stato Presidente della Commissione Europea: l'Europa esisterà quando ci sarà gente disposta a morire per l'Europa. Ecco, speriamo non arrivi quel giorno, ma se dovesse arrivare, ecco, lì sarà la prova del 9 in qualche modo, no? Si tratterà di difendere quei valori che vengono dall'illuminismo essenzialmente, no? I diritti umani, queste cose qua, quindi l'eguaglianza anche tra l'uomo e la donna, eccetera, insomma l'essere ospitali verso forme di diversità di vario tipo. E, ecco, questi valori, se sono minacciati, vanno ai noi anche difesi con la guerra. Ecco che allora riflettere sul potere, il potere in primis degli stati, ai noi ci costringe anche a riflettere sulla triste necessità antropologica della guerra. Se è necessario, si fanno. Reagan ricordava, e concludo, che il tenore di vita degli americani non è negoziabile. Gli americani, appunto, se è in pericolo quel tenore di vita, le guerre le fanno. Certo, per loro è più facile, perché essendo una potenza imperiale, abituata a fare le guerre, dai tempi della conquista delle Filippine, nascita dei primi campi di concentramento in avanti, siamo alla fine dell'Ottocento, da sempre fanno le guerre, ma l'impero è costretto a farle, anche gli imperi europei, inglesi, francesi, l'Italia nel suo piccolo le guerre le faceva quando aveva mire imperiali. Oggi noi non abbiamo mire imperiali, ma dobbiamo tener conto che il potere che vorremmo fosse esercitato da leggi giuste, perché questo è il nostro sogno, vivere in un posto, ripeto, dove non c'è l'arbitrio del potere, ma c'è la legge giusta che governa tutti, e che dobbiamo mettere in conto anche la triste possibilità che per difendere quello stile di vita si sia costretti anche ad usare le armi. Mi ha dato un bel assist Giovanni sul sistema dei valori, che mi pare siano legati da alcune modalità di esercizio del potere, o almeno siano in qualche modo nascosti.
alludo soprattutto ad un tema che ricorre molto spesso nel tuo libro, che è il tema della governance. Ora, che si tratti di un'estrapolazione dall'economia portato nella politica mi pare evidente, ma non è l'unico, voglio dire. Io sono molto colpito da come il linguaggio passi dal diritto all'economia, è una cosa incredibile, no? Se uno pensa che compos sui nel diritto romano era essere padroni di sé, adesso ognuno è imprenditore di se stesso. Oppure, che so, un brutto slogan che non mi piaceva per niente era hai un'idea, fanne un'impresa, no? Come se l'impresa fosse l'unica traduzione delle idee. Insomma, viviamo in un mondo in cui siamo tutti a fare conti, no? Ora, la governance secondo me non è solo questo, ma c'è qualcosa in cui c'è anche una proiezione della tecnica. Cioè, tutti viviamo in protocolli, in programmi, in algoritmi. Ecco, la governance non rischia di essere anche nell'eccesso delle sue procedure un potere della tecnica che la tecnica impone alla politica oltre che all'economia? Ma sicuramente Oltre ai vantaggi che tu illustri, intendiamoci. Come? Ci sono la governance anche dei vantaggi e tu ne parli, però Sì. a me interessava più essere cattivo, cioè a me pare che obbedendo ai No, ma protocolli io dico anche... perdiamo valori e perdiamo immaginazione. No, la governance è, come dire, la trasformazione istituzionale più rilevante del nostro tempo. Noi siamo passati, come dicono gli specialisti, dal government alla governance, il che vuol dire dal tipo di potere che era tipico degli stati, cioè un tipo di potere di postura verticale che procedeva attraverso i comandi, quei comandi erano dati attraverso le leggi, alla governance che invece è una modalità molto più soft, molto più elastica. Io nel libro adotto alcune immagini, dico che non è più, come dire, il potere non è più vestito con abiti rigorosi, anche per alludere e che invece oggi diciamo indossa non più lo smoking, ma invece, come dire, una sorta di tunica larga, che è appunto la governance, perché la governance si adatta molto più facilmente a tante tipologie di occasioni, di situazioni, e può, come dire, coprire una serie di modalità che sono adatte per la collaborazione pubblico-privato. Solo che questa collaborazione pubblico-privato, anche nell'esercizio del potere, non è definita dalla governance, non è definita da procedure rigorose, ma può essere molto lata, quindi può andare da modalità in cui è lo Stato che delega ai privati, attraverso modalità diverse, diciamo, il modo di esercizio del potere, e quindi, oppure trasmette, vende alcune proprietà, alcuni asset ai privati, oppure può essere, come dire, addirittura il privato che assume per propria iniziativa una decisione in un certo campo, quando corrisponde, come dire, a un bisogno reale o quando corrisponde più o meno a un proprio interesse, e, come dire, lo propone al mondo, ma quel modo di proporlo lo fa diventare anche una modalità decisionale accettata dal resto del mondo. Quindi questa, come dire, vaghezza istituzionale della governance si associa tuttavia, come tu giustamente dici, anche all'adozione di nuove tecniche e anche all'adozione di quello che noi intendiamo col termine tecnica. Non è solo, come dire, prima veniva evocato Foucault, che è stato, come dire, un maestro nell'insegnare come il potere nel nostro tempo adotta nuove tecniche per imporsi. La governamentalità è in qualche modo diciamo un'anticipazione dell'idea della governance, la microfisica e così via. Quindi tutto, diciamo, anche questo è un modo, le modalità attraverso cui la governance cammina sono spesso modalità tratte appunto anche dalla tecnologia,
sono tratte dalla matematica, sono tratte dagli algoritmi, sono tratte dalle statistiche. Quindi diciamo viene costruito un mondo anche sull'idea di una continua misurabilità delle varie entità. Beh, oggi più dai sondaggi che dalla statistica. Anche i sondaggi fanno parte di questo. Tutto fa parte di questo. Pensiamo per esempio anche il valore delle persone, talora viene misurato, ormai ai nostri tempi, dal numero di followers che hanno, dai numeri di mi piace, che è una modalità, voglio dire, oggi molto accettata, socialmente accettata come una modalità di valutazione. Quindi diciamo c'è una tendenza generale dall'alto al basso a quantificare, ad adottare metodi quantitativi, ad adottare misure e anche sul presupposto che tutto questo corrisponda, come dire, all'adozione di modalità che sono politicamente neutrali, che quindi danno l'idea anche di una maggiore oggettività. Questo non è però così vero. È vero che le misure sono sempre misure, però, come dire, c'è modo e modo di misurare. Io per esempio nel libro, che ne so, do un esempio di una misurazione nel campo della contabilità finanziaria che è stata cambiata in radice dall'economia finanziaria e che procura delle conseguenze ha avuto anche un ruolo nel provocare anche la crisi del 2008. Quindi diciamo tutt'altro che neutrali. Molte di queste modalità sono invece politicamente coinvolte, hanno, come dire, una certa razionalità anche di tipo politico e non sempre questa razionalità è, come dire, autosvelata, è invece nascosta spesso. E queste ipotesi di nascondimento sono anche ipotesi che accompagnano molto la gestione del potere. In fondo anche a un certo punto nel libro io definisco la governance una specie di valigia a doppio fondo. C'è uno strato superiore che è fatto appunto di collaborazione pubblico-privato, di apertura, di negozialità, di dialogo, tutte modalità che rendono il potere molto più accettabile oggi, che quindi è un potere quasi amichevole apparentemente. Ma in realtà poi c'è un sottofondo che, come dire, è fatto anche di modalità implicite di guidare il consenso da una parte o dall'altra o di gestire il consenso acquistandolo in un modo ma gestendolo poi verso mete che magari non sono così annunciate, così. Un po' questo c'è sempre stato nel potere, ma oggi è sicuramente, diciamo, molto più avanzato tutto questo, anche grazie alla fruizione di queste modalità tecniche alle quali tu alludevi prima. Grazie. Professor Giraud, mi sente? Pronto? Sì. Sì, Io non le do l'assist per tuonare contro la finanza perché lei è uno specialista in questo e basta leggere i suoi libri per comprenderlo. Piuttosto mi interessa un altro discorso che lei accenna a volte nei suoi testi, e cioè che la dialettica pubblico-privato, che è tipica del diritto civile, non solo non serve più all'economia, ma rischia di fare autogol all'economia, ma soprattutto non è utile per l'altro tema che a lei sta a cuore, cioè che è il problema dell'ecologia. E lei tira fuori un discorso molto, come dire, tradizionale della Chiesa, che però può apparire nuovo rispetto alla dialettica pubblico-privato, e parla di bene comune. Ci vuole spiegare che cosa intende, ma concretamente con qualche esempio? Grazie. Sì, volentieri. Prendiamo l'esempio molto concreto dell'acqua. Ci manca l'acqua in Italia oggi, in Spagna, Portogallo, nel sud della Francia anche, e se non ci mobilitiamo, l'acqua diventerà un bene privato molto costoso perché c'è un mercato che può portare grandi profitti. Quindi vedremo in certi quartieri di certe città in Italia o in Francia quello che io ho visto in India 10 anni fa,
nei quartieri poveri, le persone deviano illegalmente le tubature dell'acqua che vanno nei quartieri ricchi o sopravvivono comprando acqua molto costosa della cisterna, no? Allora esiste, secondo me e secondo molti altri intellettuali, un'alternativa a questo disastro: gestire l'acqua come bene comune. Nel 2016 la città di La Paz, la capitale della Bolivia, ha vissuto quello che viene definito il giorno zero, the day zero in inglese, il giorno in cui non c'è più acqua al rubinetto. I borghesi del centro cittadino della Paz dovevano acquistare acqua in bottiglie di plastica a un prezzo completamente esorbitante. Però al stesso tempo i poveri delle baraccopoli di La Paz invece hanno avuto l'acqua per tutta l'estate. Come? Loro avevano organizzato la gestione delle fontane grazie a comunità di donne che gestivano l'acqua come bene comune, e questo è molto più efficiente che trattare l'acqua come un bene privato o un bene pubblico. In Italia ovviamente ci sono state le battaglie per l'acqua nel 2011 intorno a Napoli e con il referendum, e c'era un grande giurista italiano, Stefano Rodota, che aveva fatto una formidabile proposta: inserire l'acqua come bene comune nella Costituzione italiana. Fortunatamente non ha funzionato, perché la Commissione europea era contraria, così come il potere di Silvio Berlusconi, eccetera, eccetera. In Francia anche il Partito Socialista ha cercato di modificare la Costituzione francese per proibire la privatizzazione dell'acqua, ma non ci siamo riusciti, perché gli interessi economici sono molto forti. Pensate, i più poveri avranno sempre bisogno di acqua e saremo quindi pronti a pagare qualsiasi cosa per avere l'acqua, no? Per fortuna c'è un paese europeo che ha riuscito a inserire l'acqua come bene comune dentro della sua Costituzione, e questo è la Slovenia. La Slovenia è il 15° paese del pianeta ad esserci riuscito, e credo che i precedenti sono quasi tutti in America Latina. E questo è un esempio molto concreto. Ce ne sono, l'acqua, però ce ne sono molti altri. L'energia, secondo me, dovrebbe essere un bene comune anche, e per esempio in Italia le comunità energetiche che ci stanno costruendo oggi dimostrano che è possibile gestire l'energia come un bene comune. Ma anche la moneta, per esempio, dovrebbe essere anche un comune. Secondo me il meglio esempio della moneta come bene comune è il Sardex in Sardegna. Però anche la sanità, perché no? Non dovrebbe essere un bene privato o un bene pubblico, però un bene comune, globale, come lo abbiamo detto, come lo abbiamo visto durante la pandemia. Mi scusi, professor Giraud, come reagirebbe lei a chi gli fa la provocazione molto cara a Piketty che questo è una sorta di sermone dei bramini contro i commercianti? Non ho capito la questione. Come una? Piketty dice che molte volte questi sermoni danno l'impressione di opporre i bramini ai mercanti. Lei come reagisce a questa obiezione? Non è un sermone, perché quando io ho lavorato come capo economista della Banca Francese di Sviluppo, abbiamo sviluppato progetti di gestione dell'acqua come bene comune molto concreti, sia in Bolivia ovviamente, però anche nel Congo, in la Tunisia, eccetera, eccetera. E questo non ha niente da fare con un sermone astratto, perché il mio amico Thomas Piketty non conosce niente di tutto questo, però sono progetti molto concreti che funzionano, e finalmente c'è acqua per le donne, per i bambini, per la gente, o non c'è acqua. Questo è completamente concreto, non è un sermone morale. Grazie. Però credo che il mio amico Thomas Piketty, che è un classmate, non so come si dice in italiano, abbiamo studiato insieme nella scuola normale superiore a Parigi, non ha capito niente di Ma lo so bene che siete amici, perciò le ho riferito la provocazione.
Lui di solito dice, noi che diciamo queste cose passiamo per imprenditori ideologici, è come dei bramini che parlano dei commercianti, per cui la predica diventa inutile. No, non è vero, perché è la mia esperienza come capo economista. E la Banca Mondiale lo ha fatto anche in molti paesi. E oggi i progetti di bene comune, sia per la sanità, sia per la cultura, sia per l'agricoltura, eccetera, eccetera, sono molto più efficienti che la privatizzazione o che la trasformazione in un bene pubblico. Un esempio a livello mondiale è DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, è una piattaforma francese, però oggi è una piattaforma in Svizzera, in Geneva, che sta lavorando con il settore privato e diciamo Big Pharma, con alcuni stati, governi e con la società civile per produrre terapie contro le malattie che sono completamente dimenticate per il settore privato, perché la gente che soffrono di queste malattie sono molto poveri. Per esempio l'epatite C, non lo so come si dice in italiano, è in Egitto. E DNDi ha prodotto una terapia per un prezzo molto basso in Egitto con la collaborazione del settore privato, dei governi e della società civile. E questo è un esempio di una governanza tra i tre attori, il settore privato, il settore pubblico, la società civile, dove è possibile come conseguenza di produrre un miracolo, che è una terapia con un prezzo molto basso per salvare la gente in Egitto. Questo è un esempio di una collaborazione internazionale che sta lavorando per trattare la sanità mondiale come un bene comune mondiale, globale. E questo prova che è possibile. Quindi anche la Chiesa toglie la proprietà privata, elimina la proprietà privata come prolungamento della personalità della sua dottrina sociale? Non si tratta di eliminare la proprietà privata, però di mettere limite alla proprietà privata come alla proprietà pubblica. C'è esattamente lo stesso problema con la proprietà pubblica. Per esempio, quando il governo brasiliano, non di Lula però dell'altro, non ha fatto niente per salvare l'Amazzonia, questo è criminale, completamente criminale. Però dentro del diritto internazionale non c'è niente per dire a Bolsonaro tu devi fare qualcosa per salvare l'Amazzonia, perché c'è la sovranità assoluta del governo brasiliano. Allora mi sembra abbiamo bisogno di una riforma del diritto internazionale per dire che la proprietà privata non è assoluta, la proprietà pubblica non è assoluta, ci sono limiti per salvare i beni comuni globali. E questo era esattamente il dialogo dentro degli Stati Uniti per gli oceani, che hanno prodotto l'ultimo, non lo so come si dice in italiano, l'ultimo treaties, trattamento, no? Per salvare il fondo degli oceani come beni comuni globali. Allora non è un'astrazione, però è il futuro dell'umanità, secondo me. Grazie. Allora. Giovanni, questo bene comune come si rapporta con forme nuove e vecchie di legittimazione dei poteri? Beh, questa è una storia vecchia, insomma, i presupposti di questo discorso sono tutti interni alla storia della teologia, no? E quindi è un teologumeno in realtà, che poi ovviamente ha anche una rilevanza politica nella misura in cui i cristiani partecipano alla vita dello Stato dai tempi di Costantino in avanti, mettiamola così, e quindi fanno politica, no? Ecco, io credo però che... c'è un tentativo di superare la contrapposizione tra pubblico e privato, trovare una terza via tra pubblico e privato. Forse in quel senso la filosofia deve lavorare un pochino. Sì, la filosofia però non fa riferimento a una nozione come questa, questo è il punto, no? Perché appunto, ripeto, la nozione di bene comune ha
un senso dentro la storia del pensiero sociale della Chiesa, è un concetto fortemente intriso di teologia, niente di male in questo, però no? E ci sono anche altri modi, secondo me, figli dell'illuminismo, insomma della riflessione moderna sull'uomo, sull'antropologia, sul senso del politico, che ci possono aiutare in questo. Ecco, si nominavano delle cose che si gestiscono meglio se vengono gestite assieme, no? Assieme in forme comunitarie oppure da enti pubblici, ma questo lo troviamo nella parte finale del libro di Smith sulla ricchezza delle nazioni. Ci sono cose che non vengono allocate in maniera ottimale attraverso le regole del mercato, no? Il mercato funziona quando può funzionare, quando viene fatto funzionare da leggi adeguate, da cornici istituzionali politiche di un certo tipo, e quando sono in gioco beni che per loro natura vengono poi distribuiti in maniera più o meno ottimale attraverso le regole del mercato, ma ci sono beni che non vengono gestiti in modo ottimale attraverso le regole del mercato. La sanità, per esempio, no? Ecco, è stato fatto già questo esempio, ma questo lo sa un liberale classico. Non occorre, ecco, questo lo dico perché non occorre scomodare la nozione di beni comuni per andare in quella direzione. Ecco, nella nostra tradizione liberale europea, figli dell'illuminismo, abbiamo già degli strumenti concettuali che poi si sono tradotti, che non sono rimasti però nei libri dei filosofi. Comunque, si sono tradotti in politiche, insomma i sistemi sanitari li abbiamo avuti da Bismarck in avanti. No, è che ci sono dei poteri che ci parlano, no? Che ci parlano nel senso strutturale del termine, no? Ci sono dei poteri che ci fanno agire, ci sono dei poteri che ci fanno pensare, eccetera, eccetera. Allora, che margini ha il singolo individuo per esercitare la propria potestas? Poco, dipende dallo stato in cui ha la fortuna e la sfortuna di vivere, direi che questo è il punto chiave. Pensiamo a una cosa che ci tocca a tutti in quanto utenti della rete, no? A cominciare da quando ci svegliamo la mattina e guardiamo i messaggini già nel cellulare, prima ancora di arrivare al tavolo dove c'è il computer, no? Non so se capita anche a voi questo. Ecco, lì noi abbiamo margini molto limitati per quel che riguarda l'esercizio della nostra sovranità. Si sa, lo sappiamo noi anche senza aver letto libri, ma nei libri che parlano di questo sono tanti oramai, la letteratura è abbondante, ma lo sappiamo, ripeto, anche a partire dal senso comune, a partire dall'esperienza quotidiana nostra, che i nostri dati, quelli che sono nella rete, sono parte della nostra identità, fanno parte di quella sfera in cui dovremmo essere sovrani in quanto individui. Siamo un insieme di account ormai. Ecco, bene, non è così, perché questi beni vengono gestiti da altri. Ora, questi altri non sono però i poteri forti, sono aziende che fanno parte, per quanto riguarda noi qui in Occidente, ripeto, in Cina è completamente diverso, perché c'è un altro Stato con aspirazioni imperiali che esercita un altro tipo di sovranità con la possibilità di farlo. Ecco, qua da noi non è possibile essere sovrani dei nostri dati. L'Europa ha delle leggi molto buone, tra le migliori del mondo in questo senso, che dovrebbero tutelare la nostra privacy, ma non è sempre possibile farlo. Perché? Perché i cosiddetti GAFAM, acronimo, no, per indicare Google, Apple, Microsoft, queste grandi aziende, hanno molto potere, ma chiediamoci, che rapporto c'è tra questi enti privati e la potenza americana? Un rapporto strettissimo. I GAFAM sono come le 12 portaerei, non sono strutturalmente diverse, fanno parte della capacità di proiezione degli Stati Uniti per quel che riguarda la loro capacità di gestione dello spazio internazionale all'interno del quale agiscono in quanto potenza imperiale. C'è una legge che si chiama Cloud, che ricorda la nuvola che abbiamo in rete, in realtà è un acronimo, questa nuvola, che indica la possibilità che il governo americano possa accaparrarsi di tutti i dati di chiunque, anche se non è un cittadino americano, se questo lo si ritiene opportuno in termini di sicurezza nazionale. Cioè l'America può spiare chiunque, no? Anche non cittadini americani, ma lo fa nella misura in cui
come dire, è costretta a farlo. Gli imperi li gestisci in quel modo, non puoi gestirli in un altro modo, non puoi stare chiuso dentro i tuoi confini, no? Ecco, e il fatto che le aziende come appunto Apple, Microsoft, Google, tutti questi qua, OpenAI, siano private, non cambia nulla in termini sostanziali, fanno parte della capacità di proiezione dell'impero americano, perché non dimentichiamoci che in America, parlo dell'America per parlare di chi ci riguarda in termini di potere, se fossimo, non so, cittadini di un paese asiatico guarderemmo forse la Cina, no? In questo senso, ma qua in Europa è ovvio che il nostro referente principale è la potenza americana, e con l'America da sempre concepisce se stessa come quel luogo in cui a gestire il potere non è l'ente pubblico, anzi c'è una fortissima avversione verso i governi federali, no? Pensate a tutta la tradizione repubblicana americana. Faccio un esempio molto concreto. Quando all'inizio proprio della storia degli Stati Uniti, no, si discute animatamente su che forma dare al governo americano e come mettere in rapporto tra loro il pubblico e il privato, in uno degli articoli del Federalist, che è una raccolta di saggi usciti all'inizio dell'Ottocento in cui si riflette su queste faccende, un libro importante per capire anche la mentalità americana, non solo il sistema giuridico americano, ecco, in uno dei capitoli del Federalist ci si chiede, ma siccome noi siamo un paese libero, dove viene un sacco di gente con voglia di fare impresa, ci sarà la possibilità che prima o poi qualcuno tanto ricco faccia uso della propria ricchezza per influire, per avere un influsso sulla vita politica. Cosa faremo? Gli impediremo di farlo? No. Corriamo il rischio di avere poteri economici forti che influiscono sulla politica pur di mantenere quella libertà per la quale abbiamo fatto la rivoluzione, ci siamo tolti il gioco della corona, eccetera. Questo per dire che in America da sempre le big corporation sono parte della struttura, insisto, statuale americana. E quella roba lì che noi chiamiamo aziende private, big corporation, poteri forti, sono parte della capacità di proiezione che ha l'impero americano. Questo è il punto. Dopo, chiaramente a noi che siamo in una colonia degli Stati Uniti questo tocca in maniera particolare, perché appunto tutti i nostri dati stanno fisicamente fuori dai confini nazionali. Tutti i dati della pubblica amministrazione italiana, non so se lo sapete, dell'INPS, anche le mail che noi ci spediamo, no, come docenti universitari, vengono salvate, no? Lo storage fisico sta da qualche parte sul suolo degli Stati Uniti, non sta in Italia, non sta in Europa. Possiamo lottare per garantirci questa sovranità, ma è una lotta persa, non abbiamo un nostro esercito, quindi insomma è evidente che le cose stiano in questi termini. Beh, ma anche le colonie hanno diritto di veto a volte, si ribellano. Sì, no, sì, nella misura in cui siamo appunto governati da un impero democratico, qualcosina possiamo ancora. Beh, questa è la siccome si fortuna tratta che abbiamo. di un impero Se democratico fossimo abbiamo il diritto sottoposti anche... a un impero non democratico, la situazione abbiamo nostra non saremmo qui a parlare. Abbiamo il diritto di ribellione. Però gli Stati Uniti hanno anche inventato l'antitrust. Certo, ma infatti per questo dico... È una contraddizione rispetto, voglio dire, all'idea che poi la potenza delle imprese private sia comunque sempre, come dire, dalla parte degli Stati. Vuol dire anche che c'è una concezione, in questo caso è la concezione democratica americana che ha portato spesso a vedere, diciamo, in questo... Però da un certo punto in poi, anni 70 grosso modo, anni 80, gli antitrust non ha più funzionato. Ma anche perché si è visto che conviene in termini geopolitici gestire la potenza ora viene americana molto con contestato delle grandi... e Biden hanno fatto una nomina, come sai, di una giurista molto brava che insomma pensa a una ristrutturazione dell'antitrust, ma ora qui andiamo fuori tema. No, non andiamo fuori tema, è la questione questa, è la questione, dipende da come gli americani decideranno di gestire questo tipo di rapporto tra le grandi corporation e il potere centrale, perché ne va delle nostre vite. Secondo me è il tempo di agire con l'antitrust che è stata disattivata. L'antitrust è un'altra faccia del potere. Questo dipende se prevarrà una linea liberale classica o se prevale quella che è la forma di governance attuale di matrice neoliberale. Che però porta verso una diseguaglianza inaccettabile. Vabbè, comunque, certo. L'antitrust ha anche un potere. Maria Rosaria, io volevo chiudere con una provocazione a te. Ma tutti questi nuovi poteri, no? Secondo me hanno una differenza rispetto a quelli tradizionali.
No, hanno anche loro delle narrazioni, cioè Lyotard parla della fine delle grandi narrazioni, noi entriamo in un periodo di piccoli racconti. Come si raccontano questi poteri? C'è qualche racconto che ti ha colpito, qualcuno che butteresti all'aria, qualcuno che, come dire, in qualche modo rovescia le dinamiche del potere? Insomma, che idea ti sei fatta sui nuovi racconti del potere? Ma indubbiamente le grandi narrazioni, come tu dici, sono finite. Sono finiti i grandi miti, sono finite le grandi ideologie, o almeno vivono, diciamo, una profondissima crisi. Ma ciò non impedisce che, come dire, il potere abbia bisogno comunque sempre di costruire una qualche narrazione di se stesso, perché questo corrisponde al suo modo di rappresentarsi sulla scena. Però c'è un elemento di contraddizione in questo, perché oggi anche la tecnica del nascondimento, quindi di un non raccontarsi come potere, è parte, diciamo, delle strategie del potere. Mai forse come in quest'epoca il potere tende a dissimularsi, a non apparire. Questo sia il potere pubblico, quello ufficiale, che comunque non si presenta più appunto nella sua verticalità, che era solita, diciamo, invece esibire quando era, diciamo, una piena sovranità. Ricordiamoci la magniloquente definizione del potere sovrano come un potere che non ha superiori al di sopra di se stesso. Oggi invece il potere tende ad essere molto più, grazie appunto alla governance, ad apparire come molto più dialogante, molto più amichevole, ad ascoltare quello che viene dalla società, e quindi la tecnica del nascondimento è, se vogliamo, proprio una strategia del potere. L'altra tecnica, io direi, che è proprio quella della invisibilità addirittura del potere. Oggi esistono dei poteri che sono invisibili perché sono talmente, come dire, specialistici, agiscono a livello transnazionale, in sfere, come dire, che sono quelle della grande finanza o quelle, come dire, della grande economia o della grande tecnologia, che sfuggono ovviamente alla comune consapevolezza. Non so neanche quanti dei nostri ufficiali rappresentanti del popolo siano a conoscenza di queste sfere di potere. Poi ci sono ovviamente anche delle micronarrazioni o delle narrazioni intermedie che fanno parte di queste strategie. Per esempio, tu prima accennavi al racconto dell'ognuno imprenditore di se stesso. Questa è stata una magnifica narrazione messa in piedi dalla ideologia neoliberale, che conteneva ovviamente anche un nucleo di verità, perché è vero che le tecnologie sprigionano nelle nostre società una enorme potenzialità in ognuno, persino in quello che noi chiamiamo lo smanettatore, che è capace, come dire, di fare grandi cose. Nelle settimane scorse è stato arrestato, credo alla CIA, non mi ricordo ora in quale istituzione americana, un ragazzo che era depositario ufficialmente perché lavorava in questi servizi di sicurezza di alcune informazioni e che però, come dire, le rendeva pubbliche per farsi bello agli occhi dei propri coetanei. Quindi questo ci fa capire come appunto anche il singolo diventa depositario, come dire, di una capacità di potere che non aveva nel passato, grazie proprio alle tecnologie. Quindi ognuno imprenditore di se stesso racconta una potenzialità, ma nella misura in cui ha voluto essere un racconto che invece era convincente per tutti e che spingeva molti a rifugiarsi dentro queste potenzialità senza averne la capacità, e tuffandosi, per esempio, qui devo citare un esempio cinematografico magnifico, Ken Loach, che nel suo uno dei suoi, forse l'ultimo film che ha fatto, che si chiama, ora non mi ricordo il titolo, comunque è un film che racconta appunto queste disavventure, diciamo, dei lavoratori che fanno le consegne a domicilio
per Amazon o per altre imprese di questo tipo, e che sono imprenditori di se stesso, ma in realtà schiavizzati da ritmi di lavoro impossibili, quindi che vengono veramente gestiti, altro che essere gestiti. E quindi diciamo questo racconto funziona per alcuni, per una minoranza, ma per la maggioranza diciamo diventa invece una miserabile, come dire, un miserabile occultamento di quella che è la verità di una situazione in cui molti vivono queste situazioni di disagio. Siamo entrati nel labirinto del potere e ci resteremo per alcuni giorni cercando una via d'uscita. Intanto questa sera abbiamo capito che gli idoli che ci sono dentro non ci incantano tanto e i racconti che il potere fa di se stesso non sempre ci entusiasma. E da qui forse cominciamo a camminare in maniera diversa. Vi ringrazio e buona serata.